Ok, adesso ci siamo. Allora, chat tutto a posto. Allora, vediamo un po'. Dottor V, buona sera anche a lei. Sono tornato dopo 2 giorni, non ho avuto modo di fare live. Ritorno alla prima persona che sei tu, mi fa ben sperare questo. Tutto bene? Intanto, visto che ci sei tu, mi chiudo una sigaretta. Aspetto che arrivano i ragazzi. Oh, i papa! Bonsoir! Dottor V, ci siamo quasi, a breve la contatterò in privato e le faccio sapere la situazione del negozio. Ci sono buone notizie, ma abbiamo bisogno un altro pochino di tempo. Però poi ti chiamo con la scusa di farci 2 chiacchiere, se riesco anche a passare a trovarti, ce le facciamo da vicino ste chiacchiere. Papà, tutto bene? Ah, bella la musica rilassante di persone. Tranne i 240 punti di stamina che non ho potuto consumare oggi. Allora, facciamo, servono saponelle per far salire i livelli personaggi. Allora, sono stato un po' occupato in questi giorni per tentare di finire il programma che mi serve per il negozio. C'ho il cervello attaccato a furia di programmare perché non sono abituato a farlo, però adesso va tutto bene. Siamo agli sgoccioli, persona c'è, altri titoli ci sono. Gianmarco ha detto stasera ho qualcosa da farti fare per un'ora. O mi vuole possedere in qualche modo, non ha avuto il coraggio di dirmelo, oppure non so, lasciamo tutto al caso per stasera. Dottor V, carissimo, io appena mi libero da tutte queste situazioni e lanciamo le cose in un certo modo, ho molta più mobilità, il primo pensiero, devo scendere, devo prendere la metro, ci organizziamo e ci dobbiamo vedere. Punto, non ci sono altre situazioni che tengono. Sto da un mese circa a programmare, aggiustare sto programma 20 ore al giorno, basta. Oh papà, è successo qualcosa? Ti senti un pochettino così a causa del caldo? Ti preoccupare che se ti può da un lato confortare, chi per un problema, chi per un altro, parlo anche per me personalmente, gli ultimi 2 giorni ho visto un aumento della sfiga dell'80%. E lascia stare il periodo. Mi ricordo che sono sigarette quelle che chiudo in live perché non compro più le sigarette. Devo avvisare di tutto e che qua ci sono le persone che si attaccano ad ogni cosa. Allora, intanto faccio partire il fight, ci guadagniamo un po' di tempo. Spero che comunque di base non sia niente di grave, perché fino a quando non è niente di grave, un po' alla volta tutto si risolve. No, tutto va relativamente bene, proprio che il mio cervello ha deciso di nuovo che la vita fa schifo e non valgo. Papa, e permettimi che ti dico che sei una testa di cazzo. Non ti conosco personalmente, ci stiamo conoscendo qui sul canale, ma io ho imparato nella mia vita a valutare le persone e quelle che non valgono niente, quelle inutili, quelle proprio che non dico debbano morire, perché per me non deve morire nessuno, ma persone vuote che non valgono niente, tu non fai parte di questa schiera qua. Ma vabbè, proprio tranquillo. Non farti mettere in testa dagli altri il parere o la considerazione che tu non vali per i modi in cui loro
ti vedono. Tu devi essere fiero di quello che fai. Vali, Vali, non dire così. Dottor Papa, questo uomo che vede qui in chat, io lo conosco da una vita, ne abbiamo fatte tante, ma così tante, che molti ci hanno detto, voi non vale perché fate ste stronzate, ma noi ci siamo divertiti, siamo stati bene e abbiamo fatto stare bene gli altri. Ma il tuo cervello è un pochettino pilotato da quello che si sente e si vede un pochettino in giro. Mi permetto di dire che avevo pure io lo stesso problema. Ogni tanto avevo il cervello che mi diceva: Vincenzo, tu non vali un cazzo, che cazzo ci sai a fare qui in giro a tentare di fare qualcosa? Alla fine ho capito che non è così. Dottor V, io me li sogno la notte alcuni momenti di quelli. Qualcuno ha detto cena e pernottamento dalle tedesche? Dottor V, mi conferma questa cosa? Con noi che fingevamo di dormire in soggiorno mentre tutta la famiglia era a fare colazione, io e lui dormivamo, ma ci stanno sentendo? Sì, a posto, tranquillissimo. Vabbè, è un bene che tu già sappia di non essere come gli altri, ma veramente perché non dovresti valere nulla, scusa? Basta aprire un pochino TikTok, un po' i social e vedere che ci sono persone che rubano soldi agli altri, persone che molestano gli altri, persone che fregano gli altri. Tu non mi sembra che freghi o abbia intenzione di fregare qualcuno, in realtà sei il più grande narcotrafficante del nord e non lo sappiamo. Chissà che fine ha fatto tutta quella gente, ogni tanto me lo chiedo, me lo chiedo. Soprattutto le tedesche che fine hanno fatto, ma giusto per un fatto così di carattere, mettiamola così. Ti dico solo, la dico pubblicamente, quella persona che conosciamo entrambi in Olanda, non so se tu l'hai saputo, ma te lo dico io, ha avuto 2 bambine. No, una, 2. Quindi il tempo è effettivamente passato per tutti. Diciamo che io e te per bilanciare il karma in alcune situazioni dovremmo andarcene a Den Haag. Ricordo dei bei vecchi tempi. Oh, i Cool Kid, buonasera. Allora, mi faccio il fight settimanale con lui così guadagno un po' di tempo. Papà, ci sei ancora? Continua a esplodermi casa, ma continua a tornare. Fai bene, ci dispiace che ti esplode casa. Perché ti continua a esplodere casa, perdonami. Ci sono le colonne sonore. Si è lodato sto gioco e quando è uscito. C'è un libro universale fuori casa mia. Guarda, io mi sono svegliato stamattina alle 7, nonostante nei giorni precedenti dove sto io faceva così caldo che stavo in mutande tutto il giorno che non si poteva stare. Oggi c'era un cavolo di temporale, un'aria così fresca, l'unico giorno dove sono riuscito a stare un po' più. Quindi un problema per la troppa pioggia. Ho già mi fatto fuori il bimbo nucleare, però lo devo potenziare un po'. Oh, il livello qua è troppo alto per il momento. Il problema è che pioggia oggi qua, domani è ancora più caldo. Io non so se mi posso togliere le mutande e la pelle da dosso per il caldo. Ma davvero qua non si riesce a stare. Se con tutti e tre ce la faccio. No, aspetta. Lui è il capo palazzo. Livello 61, quindi no, aspetta. Allora, posso provare.
posso provare. Io sono livello 50, questi sono qua. Facciamo un nuovo party. Allora facciamo il party ottimizzato. Morgana per le cure. Dove sei tu? Tu perché vieni come un cavallo bizantino. E tu? E tu? Le debolezze sono fuoco, nucleare, fulmine. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo così. Facciamo fuoco, nucleare, fulmine. Che ho messo Poseidon, non lo so. Allora devo far salire un po' di persone e farne degli altri. Facciamo lui, lei, uccellaccio di grado 3 livello 45. Programmi per quest'estate. Allora ti dico la verità, mi stavo organizzando per andare a trovare il mio amico sempre nei soliti luoghi. La zona è rimasta sempre quella. Il piano attuale è al momento finire di fare le cose e lanciare il negozio. Non so se ci vuole tutto luglio, ci vuole tutto agosto per lanciarlo al 100%, però a breve arriviamo al punto dove lo possiamo presentare e lo lanciamo. Poi se riesco a farmi una settimana o qualche giorno dal mio amico, per quest'anno faccio finta che non vado da nessuna parte. Divertente che lo tiri in ballo. Il mio cervello ha detto no, oggi ti senti una merda, è proprio Instagram, YouTube e vabbè, TikTok non lo uso. Mi ha alimentato questo senso di inedebolezza con le solite statistiche sulla solitudine degli uomini e tutte quelle nati femministe per riuscire. Di nuovo non sono loro il problema, loro sono la benzina sul fuoco della mia depressione. Allora, stai parlando con un essere umano e il dottor V qui presente può testimoniare. A livello sentimentale soprattutto, a causa, per forza, perché come la pensano la maggior parte delle persone che io Vincenzo ho conosciuto della mia vita, mi ha fatto venire anche a me in molti momenti un po' di depressione. E te lo devo di tutta la wrangata, come diciamo a Napoli, di finte ragazze per bene che alla prima occasione ti tradivano, ti sminuivano e quant'altro. E c'è un elenco pieno, sì. Dottor V, il consiglio, purtroppo sì, io il consiglio che do a tutti non è di evitare i social, che se aprite i social è solo una, sempre brangata, questo è il termine della serata, di persone che molti meritano un certo tipo di popolarità, di fama, ma soprattutto di soldi. Purtroppo ci sono persone, soprattutto chi porta un certo tipo di ragionamenti femministi portati all'estremo al giorno d'oggi. No. Il problema non siamo noi, Papa, il problema sono tutte quelle persone, e ti porto un esempio, io ero a Napoli un giorno in metro, mi ero reso conto di avevi i lacci sciolti? Eravamo saliti sulle scale mobili, mi stavo spostando che per non fermarmi là in mezzo e bloccare la fila e tutto, mi sono fermato neanche all'improvviso, ho rallentato un attimo, mi sono spostato e mi sono messo vicino a una zona per riallacciarmi le scarpe. Due ragazze si sono fermate e mi hanno guardato e hanno fatto una faccia spaventata, ma come se manco mi fossi girato e avessi avuto un coltello in mano. Questo perché si fanno mettere in testa un determinato tipo di pensiero, che non devono riguardare noi. Se tu sai di trattare bene le persone, le donne, uomini, cani, bambini e qualunque persona, la merda, quello che non sta bene, quello che non vale, non sei tu. Il problema è la società come è impostata così al giorno d'oggi. Non possiamo fare niente né io e né tu. L'importante è che la tua coscienza è pulita su come ti comporti con gli altri. È brutto da dire, sarebbe bello trovare la propria anima gemella, avere qualche persona, una persona del sesso o delle forme che a noi piace, con cui passare un certo tipo di tempo. Il mondo è pieno di persone che non stanno bene con la testa. Puoi solo credere in te stesso, capire che vali, cercare, e se sei fortunato, se ti metti sulla strada giusta trovi qualcosa. Non è che io ci passo almeno una volta a settimana, da non ricordo nemmeno quanti anni.
Credimi, io perché non lo posso fare in live in questo momento per tutta una serie di cose, anche che potrei dire che mi metterebbero in difficoltà. Credimi, se io ti raccontassi nel dettaglio alcuni comportamenti che io ho vissuto personalmente, che proprio mi avevano detto tu non vali niente, il tuo cervello non è buono, col senno di poi a lungo andare si è visto come sto io, quello che sto facendo io e quello che stanno facendo queste altre persone. Papà, mi sa che non ero io quello che non valeva o che tra virgolette non combinerà niente. Informati sul mondo, ma non far venire alla tua testa il pensiero che non vali niente, che non, quale dovrebbe essere il motivo per cui non vali niente? È una linea di pensiero difficile da portare avanti tutti i giorni, ma vedila così. Qualunque siano i tuoi hobby, se lavori, se non lavori, se vuoi fare qualcosa, se ti piace fare qualcosa, impegnati su questo. A me hanno detto personalmente, ma che cazzo lo apri a fare il negozio? Mica sai aprire un negozio? No, però ci sto riuscendo. Poi venderemo antivibratori, questo è un altro discorso. Dopo se ci affidiamo a quello che dicono i social e quello che dice la società in generale, allo stato attuale noi uomini bianchi dovremmo tutti buttarci nel gabinetto perché non serviamo. Contemporaneamente però assistendo alle ragazze che si lamentano di non trovare uomini che si impegnano, però poi l'80%, parlo sempre di percentuali di fortune o sfortune mie, oh ma poi te lo mettono sempre a quel posto, il problema non siamo noi. Ok, però sto ottenendo grosso modo, ok, buono, buono. Non posso prendere più bonus a settimana già adesso. Io sono stato sui social settimana scorsa perché mi è uscito un video davanti su YouTube su uno dei titoli che portiamo e ho visto sto video che diceva sto gioco è vuoto, non ha niente. Mi sono soltanto permesso di spiegare alcune modalità che sta persona stava parlando di sto titolo non aveva tenuto presente, non gli era piaciuto il titolo, non lo so, ma ha iniziato a porsi in un certo modo che da un lato pretendeva che io dessi ragione a lui, quando io gli ho semplicemente detto questo gioco lo stiamo portando in live, siamo una decina di persone e ci stiamo divertendo, perché ci devi far cambiare a noi idee? Sì, ma sono stanco, non voglio più cercare, vorrei allora ti dico, io la vivevo esattamente come te, che a me mi piace stare tra le persone, mi piace stare con la gente, chi mi conosce lo sa, sono un eterno romantico, quindi il concetto di una donna, che a me piacciono le donne, creare un certo tipo di rapporto, creare una famiglia, non far mancare niente a sta persona, rispettarla e vivere una bella vita, ce l'ho, cerco, ho trovato un certo tipo di persone perché volevo trovare questa cosa in un certo modo e non è arrivata. Nel momento in cui ho smesso di pensare sta cosa in questo modo, questa persona è arrivata in modi che non mi aspettavo, in situazioni in cui sono tuttora e che non vi posso dire, arriva. Fammi mettere i piedi in testa da chiunque finché trovo qualcuno di lontanamente e vagamente decente. No! Non c'è cosa più sbagliata, meglio restare da soli, ma non è accontentarsi sull'amore, soprattutto è sulla persona con cui si sceglie di passare il proprio tempo. C'hai due scelte, ti accontenti, ti metti con qualcuno con cui magari crei anche una famiglia, fai un bambino o una bambina, finite con litigare, mettete al mondo un altro stronzo o un'altra stronza, il problema non si risolve mai. Ora non dico chiuditi in un convento e resta da solo, cerca,
ma non ti accontentare. Guarda, te lo dico, non ricordo neanche quanti anni hai, ti dico la verità, te lo dico proprio come uno zio maggiore. Non ti accontentare. Se devi trovarti qualcuno che o ti ruba i soldi, o ti tradisce, o ti fa casini, o non ti dice la verità, o non ti rispetta per il modo in cui tu rispetti lei, ma stai da solo. Tanto per il lato fisico, tra piattaforme porno gratuite, 1 o 2 tette, quando gli viene proprio la voglia, riesce a vederle. Per il lato emotivo, di cuore e di crearsi una vita in un certo modo, meglio perdere più tempo, ma essere sicuri della persona che si trova. Credimi, ho conosciuto persone, ragazzi, io sono amico di ragazzi e ragazze tranquillamente. Alla mia migliore amica le ho scritto il test sulle mestruazioni, quindi sull'app col cellulare, quindi inizia ad essere amico delle donne, capisci chi può voler creare qualcosa con te e se merita. Ti confermo che le persone decenti ci sono difficili da trovare. La maggior parte già sono occupate, però quelle da sole che anche loro aspettano la persona giusta, così come stai facendo tu, ci sono. Il mondo è tanto grande. Non credere che per tutto il giro di conoscenze che hai tu non abbia possibilità. Io ero introverso, il dottor V può confermare, ma ero molto più chiuso e timido. Nel momento in cui mi sono reso conto dal pensiero dove sei partito tu, non sono io il problema che non valgo niente, sono particolare, mettiamola così, sono diverso dagli altri. Ho iniziato a fare più amicizie, ho iniziato a fare più conoscenze, ho iniziato a conoscere varie persone e le cose sono cambiate. Allora libero un attimo la sedia perché è arrivato Gianmarco. Allora, credimi, io sono estroverso, ma non con tutti, perché viaggio su una semplice regola. Il Fantomazio è tornato, che sono stato un po' occupato, sono riuscito a fare giuste le giornaliere. Gli aggiornamenti nuovi sono in programma. Ragazzi, tante buone notizie. Buonasera a te. E allora, papà, ragiona su sto punto, odi gli altri. Gli altri non cambieranno, non cambiano, perché il problema della maggior parte di queste persone, te la dico proprio in napoletano, è che pensano solo e unicamente ai cazzi loro. Questo è il problema. Quindi tu non puoi farti un fegato amaro per colpa di persone su cui non hai la possibilità di dialogarci o altro. Purtroppo nel bene o nel male, ma soprattutto nel male, certe persone continueranno a credere di agire nel modo giusto e a rompere i coglioni agli altri. Quindi concentra la tua vita, se posso permettermi, e le tue energie, scopri e trova e resta in contatto e crea rapporti con le persone che meritano. Se trovi persone così, scartale, stanno tanti altri miliardi di persone sulla faccia della terra. Ti compensa il giornalista. A posto. Mi ci dai anche un po' di protopunti? Salve Chester. Buonasera, salve pezzi di merda. Salve Chester. Allora, Buonasera. io mi raccolgo un paio di cosine qua, faccio un paio di cose, poi mi fai... Che cosa volevi fare stasera? Che poi allora, non lo so. No, semplicemente erano uscite due cose che ci dovevamo vedere. Ok. Era uscito, a parte ci avevamo detto di iniziarci l'estate in cui Caro è morto. Ok. Ma è uscito anche La mina di quest'anno. Quale? Un anime, tra l'altro, puntato in alto, 24 puntate, finisce dicembre 25. Ok. Manga molto potente a quanto è stato detto, io non l'ho letto, quindi non so niente, però leggo grosse recensioni. È uscito Gachiakuta o Gachiakuta. So, se non mi sbaglio l'ho sentito pure io. Noi l'abbiamo intravisto insieme, ma pensa 7-8 mesi fa, così. Non ricordo se ho Adesso fatto colazione stamattina, quindi esatto. Ti lascio immaginare un attimo. Adesso è uscito la situazione. E dicono potente. Quindi Poi ne vediamo uno. Faccio giusto un attimo le cosine qua. Scegliamo la puntata e poi vediamo che cosa fare. Allora, il mio microfono. Allora, il tuo microfono, qui c'è la clips. Questa è la clips. Prendi la clips. Poi facciamo un attimo il cambio perché avevo fatto caricare un po' questo. Questo ciappa tu, questo ciappo io.
ci abbiamo ciapato. Allora. Eccoci qua. Faccio almeno le giornaliere. 120 punti di stamina ce li facciamo domani. Allora, che cosa fare? Cosa portare avanti? Allora, giovane Reagan, tu che stai giocando, domanda: stai facendo salire i social skills, le social stats, i social points? Brutto cicciapalle. Attento alla risposta che dai. Claro, bravo. Tu in basso a sinistra puoi vedere cosa si sblocca per quel livello e ogni livello che sale per aumentare il grado massimo dei social link, quindi nuove abilità e nuove funzioni in gioco, prenderti tanti premi e quant'altro. Il consiglio che do per far salire velocemente i social link: ogni volta prima di un appuntamento, ripeto, sono stanco di cercare una mosca bianca in un mondo di merda di persone. Analizza il problema: le mosche bianche esistono? Se ti deconcentri dalle persone di merda non riesci a vederla. Troppo sono situazioni queste che ci piacciono oppure no, il mondo e le persone così resteranno. Non dico darti un pizzico sullo stomaco, ma concentra le tue energie e le ricerche in modo migliore, e tanto queste persone resteranno sempre. Bravo, bravissimo. Piccolo spoiler di una funzione futura che arriverà in persona: al momento ci dobbiamo recare per fare gli shopping, ma arriverà una magica app con un grandissimo personaggio. In qualunque momento, portando avanti questo social link, noi in qualunque posto saremo potremo fare shopping online e farci recapitare questi articoli, quindi si proseguirà più velocemente. Sono quasi al 35, ottimo. Io domani mi metto e faccio il torneo settimanale. Non ho manco visto che squadre servono sta settimana. Allora, vediamo un po' se qualcuno di voi ha già fatto qualcosa. Aspetta, fammi fare il capo guild, fammi vedere chi ha lavorato oppure no sta settimana. Vediamo un poco. Guarda come siamo belli, guarda. Ah, vedi, ognuno sta collaborando. Tutto a posto. Kerus ci sta dando dentro un bel po'. Va bene così. Va bene. Allora, vediamo un po' i fight di questa settimana quali sono. Allora, innanzitutto il consiglio che vi posso dare: iniziate per quanto possibile ad accumulare personaggi. Al momento qui i fight sono 2, ma nella versione CN si era arrivati a 3 fight settimanali, quindi servono altri 3 più una navigatrice, perché vi ricordo che per i tornei potete usare quei personaggi una volta soltanto e non li potete usare nell'altra fight. I fight sono a livelli, quindi partite dal livello più basso e provate a fare sempre di più. Più sale la difficoltà, più aumenta il livello dei nemici, più aumenta il moltiplicatore. Io mi metto domani, mi organizzo la squadra per bene. Allora, spendiamo i 3 punti azione. 32.000 yens. Gioca a casa, guarda un film. No, abbiamo 2 azioni, aspetta, abbiamo 10 punti. Lavoriamo alla creperia, dove abbiamo letto il libro e prendiamo più soldi con lo stipendio. Qui il moltiplicatore per 3 e sono bei soldini. Adesso oramai vi faccio come viene, tanto da dei punti in più se completi o dei soldi, mi sembra in questo caso, se delle risposte per bene. Però 15.648 già vanno benissimo così. Ok, lasciamo vedere la mia situazione del cazzo. Non ho scaricato persone mobili perché più le guardo più vedo troppe meccaniche gacha che non mi piacciono. Mi spiace, sono contento che a te anzi vuoi piacciono, ma per me no. Guarda, ti dico, ci sono le meccaniche gacha, sì, ma ho parlato proprio 3 giorni fa con una persona che le era stato suggerito un altro gioco simil gacha e si stava un attimino facendo prendere da sto gioco. Ha giocato un pochino a questo, ha detto ma davvero è onesto sto gioco. Quindi capisco il male che anche noi, pure io ho un male contro i gacha, una cosa assurda. L'hanno fatto con persona che è una delle mie saghe preferite.
credimi, penso l'hai capito, non ho problemi a dire in live se una cosa è una merda per me oppure no. Questo stranamente, per il modo in cui lo si può giocare, davvero non ci si deve spendere soldi e puoi giocare davvero un botto. È un Persona suddiviso in fasi dove la tematica di portare avanti il gioco facendo andare avanti i giorni in game col calendario presente in gioco, qui si mischia il tutto col portare avanti il gioco come un Persona con i giorni da portare avanti, ma giorni di vita reali, calcolandoci semplicemente 2 punteggi e fare tutte le modalità che il gioco ti dà gratis. Seppure non prendi il personaggio del banner che riesci ad ottenere, perché per le pullate garantite, che sono 140, però a 70 già si può prendere, il gioco ti dà tutte le risorse per arrivare a prenderlo quel personaggio. Cosa che in tanti giochi gacha provati non sono mai riuscito. Ti posso aprire adesso la versione CN che ho seguito per 1 anno e mezzo, spendendo poco e niente. È il primo gioco in tutta la mia vita gacha dove ho tutti i personaggi e non ci ho speso soldi su. Ho speso soldi per il pass mensile perché per me se lo merita, ma spendi soldi perché devo comprare il personaggio, te lo dico in napoletano, ne hai mai pensato? Mai una cosa del genere, soprattutto se poi si attiva quel sistema di comprare il personaggio per personaggio, punti abilità o altro per andare avanti nel gioco. Questa cosa non succede, fai come negli altri giochi, ti alleni e sconfiggi il nemico. Nego Shogun è buono come persona, il problema è che per i persona, guarda, dico proprio la verità, io sono andato avanti 1 anno e mezzo, io non me li sto facendo salire al momento perché quelli che contano, quelli forti, di grado alti, con tutte le mosse disponibili di rarità e cose grandi, ancora si devono sbloccare nel gioco perché dobbiamo salire di livello. Consiglio che ti do, vedi in base ai fight le affinità, cerca di avere almeno per quei fight dove hai un po' di difficoltà di farti il persona di quella categoria lì, ma aspetta categorie un pochettino più alte o quant'altro per farti proprio i persona per bene, anche perché da Teach Skills e prendendo varie monete tu puoi crearti il tuo persona così come nel gioco e dargli un certo tipo di abilità. Naturalmente non gli puoi mettere tutti gli attacchi, no? Sarebbe OP, però puoi fare delle combinazioni niente male. Lei è ghiaccio, c'ha 2 mosse ghiaccio, gliene togli una, gli metti un Lucky Punch e ti fa 2 tipologie d'attacco. Dico che non sia onesta, è comunque una meccanica che non fa per me. So come sono fatto io ed il mio ritmo non aiuta perché il FOMO, se c'è il gacha lavora, alla FOMO che io non sopporto. Allora, ci sta. Io il consiglio soltanto che ti posso dare, visto che allora se conosci la saga Persona e ti piacciono i titoli Persona, un tentativo fallo perché è gratuito. Prova fino all'inizio del primo palazzo, vedi se ti prende e vedi come gira il tutto. Se proprio ti viene a noia e non ce la fa, cioè che non ce la fai, abbandonalo. Però il consiglio che ti posso dare, prima che sacco così switchiamo e iniziamo a vederci qualcosa, non cadete nella trappola che fanno i molti, ma non parlo solo del gacha, parlo in generale, qualunque sia la vostra età, posizioni, idea politica, idea sessuale o altro, non fatevi fregare dai nomi. Questo è un gacha, non pensate che questo sia un gacha come tutti gli altri. Il bot mi ha bloccato il messaggio, aspetta. Il consiglio che do sempre, a prescindere, pure nella vita reale, vorrei togliere il demone pisello, ma è forte alla fine. Appena si sblocca demone capoccia, poi vediamo un attimo che quello mena ancora di più. Quello mena ancora di più. Almeno una cosa, quando è gratuita, la si deve provare. Poi si giudica. Per non cadere nella trappola di dare per scontato e perdersi qualcosa soltanto perché la conosciamo con un nome che in realtà non appartiene. Persona non è un gioco gacha, Persona è un gioco free to play con meccaniche gacha, perché qui dentro c'è un gioco che dura a gratis.
Vedo, ho visto troppe meccaniche proprio da te che non mi piacciono e che non voglio scaricare. No, ma tu sei libero, io ti dico dei ragionamenti e quello che ho provato. Ecco, il mio modo di porti, così come ti ho consigliato prima, io sono stracerto di quello che ho visto e che per dire queste cose, credimi, me le sono studiate, anni tra Genshin, anni tra questo, anni tra quell'altro, anni tra qualunque cosa. Questo gioco ci sono meccaniche gacha, ma sono 2 su 10 almeno, e devo dirlo, non si è finito come Infinity Nikki, dove per comprarti un vestito in game devi spendere almeno 400 euro ogni volta. Qui ci sono solo da pescare le carte e i crediti te li dà il gioco. Il pass, se lo vuoi, te lo compri, altrimenti no. L'acquisto di 4,50 euro per i punti per avere 100 gemme al giorno è comodo, costa poco. Ci sono i pacchetti pubblicitari? Sì, ma si chiude. Ci sono solo i punti stamina per i fight per raccogliere oggetti per potenziare i personaggi, ma tutte le altre modalità, dalla storia e le altre 78 modalità che aggiungeranno più avanti e che io ho già giocato, ci puoi entrare e uscire e giocare quando vuoi. Io la cosa che sempre ho dato nei gacha e nei free to play è che per fare ogni singolo pirito, scorreggia, rutto o qualunque altra cosa devi pagare dei crediti, devi spendere dei punti stamina, devi spendere della valuta, e il modo per giocare tanto e veloce è quello di spendere i soldi. Qui con piacere e con orgoglio sta cosa non c'è, e lo posso dire perché pure io il primo giorno non lo volevo vedere sto gioco in nessun modo, che io voglio Persona 6, porca la miseria, ero contro in tutti i modi, è uscito, l'ho provato, credimi, non sono un fesso, un titolo non mi fa giocare un anno e mezzo se io non mi ci diverto in un certo modo, non esiste proprio. Il tempo che uso per i giochi, il tempo che uso per vivere, il tempo che uso per cercare le ragazze, il tempo che uso per aiutare gli altri o per cercare di farlo, deve valere ogni secondo che faccio. E io un anno e mezzo su un gioco gacha che ti fa buttare i soldi per andare avanti, non l'avrei fatto. Poi ti ho detto, sei libero di provarlo, però credimi, basta provare e fare un resoconto con gli altri e la differenza la si nota subito. Poi comunque puoi sempre venire qua e ci facciamo due risate e parlare di altro anche mentre facciamo persona, eh. Tanto non faccio pubblicità per Atlus, se tu lo scarichi oppure no, Atlus non mi paga, non mi dà neanche il gettone di presente. Io sto facendo un anno e mezzo di pubblicità a sto gioco, ma anche una letterina da Atlus, grazie Vincenzo, niente, ma va bene così, va benissimo così per il momento. Allora, ragazzuoli, stacco così, vado ad aprire un attimo al citofono, organizzo il canale, organizzo il titolo, preparo il teleparty. Su che piattaforme hai visto? Netflix. Ok, quindi se avete un account Netflix, vi diciamo cosa vediamo, vi mettiamo il link e se volete potete unirvi a noi. Sì, ma tu non sei mica Gianandrea Muia. Mi perdoni sta persona con quello che sto per dire. Chi cazzo è Gianandrea Muia? No. Sì, Gianandrea è il doppiatore di Miles Morales. Ah, ok, allora ho visto che, ma io non vado per i nomi, quindi... Ed è anche noto giocatore di TN di Luxastra che abbiamo visto. Ok, quindi ma aspetta, prima staccaggia capista, fra cosa c'entro io con sta persona che fa il doppiatore e in faccio manco parlare, quindi non colgo il riferimento, il nesso. Gianandrea è un grande fan di Persona. Ah, ok. Grande appassionato di Persona. E penso che ho visto pure qualche live, eccetera. Ok, penso di sì. Ti do la risposta bella diplomatica per farti capire il pensiero di Vincenzo. A me, io so di non essere Gianandrea, so di non essere uno, due, tre, altri 4, 5 esempi. Io viaggio su una linea. Sono Vincenzo rispetto agli altri, me ne frega un cazzo di come gli altri portano o fanno le cose. Se stanno più in alto è giusto che abbiano contatti con società grosse. Io sono piccino, lo dico per ridere, per scherzare, ma non sto male perché Atlus non mi caga. A me interessa che Atlus faccia uscire Persona 6. No, lo so che era per scherzare. E che sto iniziando a dire queste cose perché per un concetto, per alcune cose che vi dirò all'apertura del negozio e per alcune cose che sono in mezzo in questo momento, ci stiamo già preparando, perché con quello che abbiamo in mezzo per il negozio e per alcune cose che abbiamo intenzione di fare, crediamo fortemente che arriveranno i mostriciattoli, quindi già stiamo mettendo in chiaro, parlando tranquillamente anche con voi in live e quando faremo le altre,
come ci comportiamo e come ci comporteremo in generale. Io ho visto anche io alcune live, alcuni pezzi suoi di persone, quindi se è una persona così che porta bene e ama persona e ha contatti grossi con Atlus, minchia, bellissimo. Facciamo sentire che anche in Italia piace persona e che tutto va bene. Quindi se poi un giorno arriviamo pure noi a quei livelli là e ci riesce a fare una targhetta, una cartolina, una cosa. Oh. Ok, fatto. Era proprio per dire che, perdonatemi, purtroppo al mondo non ci sono persone corrette, sia per quanto riguarda le ragazze col discorso che facevi tu, sia per quanto riguarda il discorso sul porsi in maniera commerciale con altre persone come state facendo voi. Io vi lascio con una cosa per farvi capire qual è il mood su cui noi stiamo esettando il tutto e perché io vi sto dicendo delle cose in un certo modo. Io vi faccio una domanda: avete visto o sentito cos'è successo oggi riguardo le recensioni di alcuni panini di un personaggio famoso sul web? State sentendo tutto quello che è successo? Senza fare i nomi, che purtroppo se fai certi nomi anche per raccontare un fatto che stai dicendo ti viene dato contro, quindi io non posso dire i nomi, non potrei, io non seguo Drami e Clown, no, sto facendo tutto il discorso, ve lo dico tranquillamente. È uscito un video di Franchino il criminale, che io non ho mai visto, ho seguito qualche video e che mi piacciono, video di food blogger e quant'altro, mi accompagna tutti i giorni così. Ragazzi, io e sta persona con cui stiamo gestendo la questione del negozio ci stiamo muovendo, ve lo dico tranquillamente, cose del genere sulla qualità dei prodotti e di tutto il processo non ci permetteremmo mai che accadano. Quello che abbiamo visto lì è, attenzione, a me di come vengono venduti e fatti i panini lì non mi interessa, che non sono della zona, non mangio là. Se vado a Roma non so se ci vado, è una questione tra chi ha fatto il video e chi fa questi panini, però vi dico, mi ci metto io nel mezzo per una cosa che riguarda me. Diciamo che non è stata una bella presentazione, ecco, mettiamola così. Mi è uscito un 5 stelle, pensavo fosse Joker. Che ti piacesse? A tempo debito, pure Joker. Perdonatemi se ho sparlato, ma ci sono tante cose nel mezzo che a breve vi dirò e vi mostrerò e capirete tutto. Stiamo puntando molto su sta cosa, non vogliamo avere problemi, ma soprattutto non vogliamo avere rotture di coglioni da persone che non ci conoscono, non sanno quello che stiamo facendo e venire poi smerdati in diretta, così come può accadere con gli esempi avuti oggi. E poi dare risposte dall'altro lato che sono disponibili su YouTube, quindi io non sto commettendo niente di male, ma ripeto, la cosa sta ai diretti interessati. Diciamo che secondo me dire c'è stato tutto il tempo per manomettere il tutto per le riprese, ragazzi, ci vediamo tra 5-10 minuti. Show に笑いを夜肌終わり